Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Svolta a Niscemi, a un mese dalla frana è stata ridotta la zona rossa. Centinaia di sfollati potranno far rientro nelle loro case. A San Fratello, nel Messinese, dove 2 frane hanno messo in ginocchio il territorio, il sindaco denuncia: il paese si è spopolato. Parla la dirigente della scuola di Gela, dove uno studente ha preso a martellato un compagno. Nulla giustifica la violenza, dice, un momento di rabbia improvvisa. La Regione revoca la concessione all'immobiliare italo-belga che gestiva da oltre un secolo la spiaggia di Mondello, ma sarà affidata tramite gara ad altri privati. Voci da Sanremo, oggi l'attesa serata delle cover, Sal Da Vinci, uno dei protagonisti, e poi i pronostici dei fan. Calcio, il Catania si avvicina alla doppia sfida contro Salernitana e Benevento. Per Toscano sarà una partita di livello, per i tifosi partita decisiva. Dunque, in apertura una notizia: il GIP di Palermo ha rinviato a giudizio 10 tra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola Falcone dello Zen, per anni ritenuta avamposto di legalità in un quartiere difficile. Sono accusati di falso e truffa. L'indagine, svolta dalla Procura europea, nasce da accertamenti sulla preside Daniela Loverde, poi arrestati. Ha svelato che la donna, con la complicità di insegnanti e collaboratori scolastici, esperti o tutor in progetti realizzati con fondi comunitari per accaparrarsi finanziamenti, attestava irregolare svolgimento di attività in realtà mai realizzate o portate a termine solo in parte. Dopo oltre un mese di paura e attesa, a Niscemi arriva la svolta. La zona rossa, cioè la zona interdetta agli abitanti, viene ridotta e così centinaia di sfollati possono finalmente rientrare nelle loro case. Gerry Italia. Dopo oltre un mese di attesa, paura e incertezza, a Niscemi arriva una notizia che cambia lo scenario dell'emergenza. La zona rossa verrà ridotta, la fascia di interdizione per la frana passa ufficialmente da 150 a 100 metri, consentendo così a breve il rientro nelle abitazioni per centinaia di famiglie. L'annuncio arriva direttamente dal capo della Protezione Civile Nazionale e commissario straordinario per l'emergenza, Fabio Ciciliano, giunto in città per comunicare l'esito delle nuove analisi tecniche. Siamo stati capaci di definire la riduzione della fascia di rispetto alla fascia di sicurezza a 100 metri. Ovviamente è necessario che poi il sindaco emani dei provvedimenti per consentire il rientro nelle abitazioni, ma è una cosa che si farà nel corso delle ore, massimo qualche giorno. Quello che interessa in realtà non è la frana che scende verso valle, ma è il ciglio della frana che interessa l'abitato di Niscemi. Quello sta arretrando, anche se con grande lentezza si sta affermando, ed è il motivo per cui abbiamo mantenuto quella fascia di 100 metri, che è una fascia di sicurezza che ulteriormente potrà essere ridotta all'esito delle nuove valutazioni dei monitoraggi. Un annuncio atteso da tempo per interi isolati rimasti svuotati, con famiglie costrette a lasciare le proprie case, spesso senza sapere quando sarebbero potute tornare. Adesso la svolta: nelle prossime ore il Comune metterà i provvedimenti ufficiali per il rientro. Questo è un primo passo, a poco più di un mese, una primissima risposta assieme alle altre che stiamo dando ai nostri cittadini per questa emergenza. Stiamo proprio costruendo l'ordinanza in questi minuti e appena ultimata farò comunicazione per far rientrare il prima possibile tutti quanti. La frana intanto resta sotto controllo costante con monitoraggi satellitari e rilievi sul campo. La riduzione della zona rossa per Niscemi è un primo passo. Dopo mesi di paura, tornare a casa adesso diventa finalmente possibile. Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, fa il punto sui finanziamenti disposti per le emergenze e per il post-ciclone, ma lancia anche accuse sui ritardi. Ascoltiamolo nell'intervista di Michele Cucuzza. 1 miliardo circa per il ciclone che ha colpito 3 regioni, compresa la Sicilia, e 150 milioni per la frana di Niscemi, per restituire il diritto alla casa di chi l'ha persa per sempre e al tempo stesso mettere in sicurezza il versante ed effettuare i lavori che dovevano essere effettuati 30 anni fa. I presidenti della regione, Sicilia, Sardegna e Calabria, sono i commissari delegati per gestire il post-ciclone.
Il capo dipartimento della protezione civile lo abbiamo nominato invece come commissario straordinario per la frana di Niscemi. Ha chiesto 60 giorni di tempo per preparare il cronoprogramma, per dirci cosa va fatto e quando, e quindi siamo ormai alla vigilia della fase concretamente operativa. Siamo fiduciosi. Ministro, ha accennato al fatto che bisognava operare 30 anni fa. Sì, la prima frana è stata del 97, io ho evitato di occuparmi di questo tema in questi giorni proprio perché c'è una indagine della Procura di Gela ed è bene che arrivi, bisogna capire chi doveva fare cosa 30 anni fa, 25, 20, 15, 10, 5 anni fa e chi non lo ha fatto, ma questo esula naturalmente dalle mie competenze in questo momento. C'è un altro paese in provincia di Messina, San Fratello, che fa i conti da ben 16 anni con 2 frane. L'accusa del sindaco di San Fratello: il paese si va spopolando. Sentiamo Marco Gullà. 2 frane che hanno spezzato in 2 il centro abitato. San Fratello, nel Messinese, vive da 16 anni una situazione di emergenza permanente simile a quella che sta attraversando oggi Niscemi. Una zona rossa che sembra non finire mai. Nel 2010 circa 1500 persone furono costrette ad abbandonare le proprie case. Poi, nel 2023, un nuovo smottamento, senza che a oggi sia stato completato un intervento definitivo di messa in sicurezza. Frane che hanno colpito duramente anche il tessuto economico e commerciale del paese. C'è chi ha dovuto chiudere la propria attività e trasferirsi altrove. Anche dal punto di vista economico, perché questo smottamento ha bloccato 2 delle vie principali di San Fratello e quindi per l'accesso al nostro centro cittadino, dove tutte le attività commerciali, anche se non direttamente colpite, oggi ne stanno avendo grossi danni dal punto di vista economico, perché i flussi ovviamente economici si sono ridotti in maniera importante. Nonostante ristori e indennizi, molti degli sfollati dopo la frana del 2023 hanno scelto di lasciare definitivamente il paese. Ma tra i residenti resta una domanda: perché dopo lo smottamento del 2010 non sono stati realizzati interventi strutturali di prevenzione? Se c'era un monitoraggio, un qualcosa, forse non si arrivava neanche a questo punto, perché voglio dire, è una pietra, non stiamo parlando dell'Oceano Indiano e fare le dighe o fare un ponte sullo stretto, era una pietra che si poteva benissimo arginare, sistemare e non arrivare a questo punto. Ma la terra crolla e scivola anche in provincia di Agrigento, dove una frana ha distrutto un tratto di strada già compromesso. Sentiamo Davide Sardo. Un boato nella notte, poi la collina che si stacca e scivola verso il mare. A Licata, nuova frana in contrada Nicolizia. Lo smottamento ha completamente distrutto la carreggiata, già gravemente danneggiata dai cedimenti degli anni scorsi. Il movimento franoso ha trascinato a valle un ampio fronte di terreno, invadendo la strada comunale con detriti e fango e bloccando di fatto anche l'accesso alla caletta sottostante. L'area interessata è la stessa dove il transito era già stato interdetto per precedenti smottamenti. Immediata la macchina dei soccorsi. Il Comune si è attivato con la protezione civile guidata da Toni De Marco. Tecnici e operai hanno raggiunto la zona e posizionato transenne nei 2 punti di accesso alla strada che collega alla provinciale nei pressi della discesa per Mollarella. Un intervento necessario per circoscrivere e mettere in sicurezza l'intera area. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti. L'amministrazione ha già trasmesso una segnalazione alla Genio Civile di Agrigento. Nelle prossime ore sono previsti nuovi sopralluoghi per valutare l'entità del danno e individuare gli enti competenti per gli interventi successivi. Un operaio di 60 anni, Antonio Russo, è morto in un incidente sul lavoro in un'azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava sbloccando un nastro trasportatore, ma è stato trascinato dal macchinario, rimanendo schiacciato. Inutili i soccorsi. Ed è un 33enne di origine siciliana, l'uomo trovato morto in un appartamento a Firenze, in una zona periferica della città. Gli inquirenti procedono per omicidio. L'uomo sarebbe stato colpito con un coltello al termine di una coppia. Non è chiaro se l'uomo fosse tra gli inseguitori o gli inseguiti.
E andiamo adesso a Gela. Dopo l'episodio di violenza tra due studenti parla la dirigente della scuola. Nessun bullismo, ma un gesto di rabbia improvviso. Serve responsabilità e dialogo. Gerry Italia. Ha parlato con il ragazzo che si è reso protagonista di questo gesto, che impressione le ha fatto? Ma anche lui è un bravo ragazzo, è un ragazzino. Ieri gli ho detto: ma cosa hai fatto? Potevi venire da me a parlarne, avremmo risolto nella maniera corretta. Se qualche screzio c'è tra te e il tuo compagno, chiamando le famiglie, facendole intervenire, perché non si risponde assolutamente mai con la violenza. Determinante ieri, per fortuna, l'intervento di un docente che ha evitato conseguenze peggiori. Per fortuna il docente è stato prontissimo, perché nel momento in cui ha notato quello che stava accadendo è stato fulmineo a frapporsi in mezzo tra i due studenti ed evitare l'irreparabile. Oggi si riunirà un nuovo consiglio di classe straordinario, scatteranno dei provvedimenti disciplinari, ma sarà soprattutto un momento di confronto con studenti e famiglie. Alle famiglie vorrei dire: fidatevi dell'istituzione scolastica, collaborate con noi, se vedete che i vostri figli hanno bisogno utilizzate lo sportello d'ascolto, venite a parlare con noi, perché solo se ci coalizziamo, se lavoriamo in sinergia, possiamo evitare che lo possa portare ad esplodere in maniera così inaspettata e improvvisa. Dopo mesi di polemiche, la Regione revoca la concessione all'immobiliare italo-belga che gestiva da oltre un secolo la spiaggia di Mondello, spiaggia che però non sarà libera come in tanti sperano. Maglio Viola. Stop alla concessione della spiaggia di Mondello alla immobiliare italo-belga. Dopo ben 116 anni continuativi in varia forma e con diversi rinnovi, la Regione ha deciso di revocare la concessione per gravi violazioni contrattuali. Una decisione inattesa per la quale gioisce il deputato regionale Ismaele Lavardera, autore di una vera e propria guerra a tutto campo all'azienda che, sempre per le denunce di Lavardera, si trova adesso commissariata dalla prefettura nell'ambito di una procedura per espellere i rischi di infiltrazione mafiosa. Oggi vince la Sicilia, vincono i palermitani, vince lo Stato di diritto. La Regione e il Comune facciano presto per individuare i concessionari privati che si possono prendere cura di Mondello, perché io sono per un pezzo libero e un pezzo a più privati per alzare il livello del servizio. Ed è proprio Lavardera ad aprire il nuovo capitolo, quello che coglierà di sorpresa i palermitani che gioiscono sui social. La revoca della concessione non vuol dire che la spiaggia sarà libera, ma solo che sarà affidata ad altri soggetti privati diversi. Intanto però la stagione balneare di quest'anno è a rischio. La italo-belga ha 60 giorni di tempo per rilasciare il lido ai fabbricati balneari. Alla Regione ne resteranno pochi per assegnare mini concessioni trimestrali solo per il 2026 a chi dovesse ottenerle, e queste società che avranno le concessioni dovranno far tutto in meno di un mese per attrezzare la spiaggia, sempre che nel frattempo la italo-belga non ottenga una sospensiva dal TAR, al quale annuncia già che si rivolgerà da subito. In un'ottica di maggiore sicurezza entrano al Policlinico di Catania le bodycam, le mini telecamere, le indosseranno sul camice o sulla divisa in via sperimentale medici, infermieri e operatori sociosanitari, e saranno attivabili soltanto in caso di necessità. Lo scopo è scongiurare comportamenti violenti, garantire un ambiente più sicuro, ma allo stesso tempo tutelare i pazienti e i loro accompagnatori. Ci fermiamoci adesso una pausa, torniamo tra poco con le nostre voci da Sanremo. E occupiamoci adesso del Festival di Sanremo che stiamo seguendo con i nostri inviati e le nostre produzioni. Fra i protagonisti e i preferiti dal pubblico c'è Sal Da Vinci. Ascoltiamolo. Mentre siamo a RTL 102.5 con Sal Da Vinci, parte il saluto all'Antenna Sicilia Telecolor. Ciao Antenna Sicilia, siete nel mio cuore, anzi tutta la Sicilia nel mio cuore, non vedo l'ora di venirvi a trovare. Intanto noi ci vediamo questa sera per la serata delle cover e poi domani sera la finale. Saremo io e te per sempre.
Uno ha i suoi pronostici e i suoi favoriti. Sentiamo dunque un po' i pronostici del pubblico. Siete in vacanza? Siamo in vacanza. Da dove venite? Da Bergamo. Siete venuti apposta per il festival? Sì. Ma lo state seguendo all'Ariston oppure? Fuori. E chi lo vince questo festival? Arisa per me. C'è qualche canzone comunque che vi J-Ax. Ti piace? Sì, com'è? è orecchiabile. Allegra? Sì. Ok. E secondo te chi potrebbe vincere il festival? O Serena Brancale o Fedez e Masini. E chi state aspettando? Non lo sappiamo. Qualcuno c'è senz'altro comunque dentro. Quindi voi vi appostate? Ci appostiamo in attesa. In attesa. Potrebbe anche non venire nessuno, come Esatto, potrebbe uscire. siamo sempre in attesa. Ma non lo sapete quindi chi alloggia No. qui? C'è Elettra Lamborghini. Dovrebbe uscire Elettra Lamborghini. C'è chi sono? Da Vinci. Le piace Sal Da Vinci, signora? Tanto. Vorrebbe che vincesse questo festival? Sì. Sì. E vi ricordo gli appuntamenti con Voci da Sanremo dalle 14.30 alle 15.30 su Telecolor e poi dalle 17.50 alle 18.30 Voci da Sanremo, un po' il meglio della giornata su Antenna Sicilia e poi ogni giorno dalle 19.30 alle 19.54 a Reti Unificate. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, torniamo poi con la pagina sportiva e per sentire cosa ha detto Mimmo Toscano che ha anticipato dalla tradizionale conferenza prima della partita. Siamo al calcio, allora andiamo a sentire l'allenatore del Catania, Toscano, che ha anticipato la consueta conferenza stampa di vigilia della partita e deve fare i conti con le condizioni non buone di alcuni giocatori. Sentiamo Francesco Triolo. Strada facendo, cantava Baglioni, sarà questa la colonna sonora che accompagnerà il Catania e Mimmo Toscano, soprattutto verso la trasferta di Salerno. Strada facendo, in treno, il tecnico analizzerà la situazione, verificherà gli ultimi dettagli venuti fuori dall'ultimo allenamento di questa mattina e poi dalla rifinitura e potrà decidere la formazione da schierare domenica contro la Salernitana, che si presenterà con il nuovo allenatore, un Serse Cosmi carico e voglioso di dimostrare che non è affatto bollito, lo ha detto a chiare lettere. Come cambierà la Salernitana il dilemma? Probabile la difesa a 3. Non dobbiamo pensare alla partita che dobbiamo fare noi. Come fare le cose fatte bene. Sarà una partita di livello, perché sono due squadre di livello. Salernitana è una squadra forte, costruita per vincere il campionato, per arrivare prima. Out forte, lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba destra, recita la nota del Catania. L'allenatore deve fare i conti anche con le condizioni non proprio buone di Celli e Rolfini, che comunque saranno a disposizione, così come Caturano. Non è escluso nulla, neppure la possibilità di un falso 9 con Lunetta o Bruzzaniti a sostegno. Di Gennaro, Cicerelli e Di Tacchio sono tornati in gruppo, ma è presto per capire se potranno essere utilizzati. Deciderà il tecnico sulla base di quanto dirà lo staff medico. La cosa più importante non è chi scenderà dal primo minuto in campo, ma noi abbiamo una caratteristica ben precisa, che è stata una costante per tutto il campionato, che chi è partito dall'inizio e chi è subentrato ha fatto sempre bene e ha determinato. Le sfide contro Salernitana e Benevento saranno decisive per le sorti del Catania, lo abbiamo chiesto ai tifosi rossazzurri. Tonino De Mano. L'atmosfera è quella giusta, delle grandi occasioni, perché in due partite ravvicinate si decide forse il campionato. Domenica la Salernitana all'Arechi, giovedì il Benevento al Vigorito. Due snodi cruciali che stuzzicano l'entusiasmo della tifoseria. Bagno di folla al Massimino e idee chiare sugli spalti. Salernitana e Benevento, secondo lei si decide il campionato oppure no? Ma penso di sì. Ancora no, secondo me. Queste due partite sono importantissime. Speriamo di vincere queste due partite e che sia l'anno buono per entrare in Serie B. Ovvio che si decide il campionato, speriamo bene, 6 punti su 6 dobbiamo fare, se no è finita. Speriamo di vincere. Trasferta salernitana vietata ai residenti in Sicilia, ma la squadra porterà con sé il calore e la carica del pomeriggio rossazzurro. A Salerno senza tifosi, quanto inciderà questo? Ma ormai sono abituati a non vedere il tifo fuori perché ci vedono molte partite. Ci siamo col cuore, sempre col cuore, non manchiamo mai. Il Catania ha tutte le potenzialità per vincere. Risultato, Salernitana-Catania.
0-2. Niente tifosi al seguito ed allora poltrona e telecomando in mano. Salernitana Catania si potrà vedere in TV. Dove? Su Telecolor, ovviamente. Ci fermiamo, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.